Mercoledì 30 ottobre, San Germano di Capua, è il 303esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 62 al termine. Il sole sorge alle 6:46 e tramonta alle 17:02. La luna si leva alle 9:17 e tramonta alle 18:47. Il Maggior Consiglio di Venezia decreta la costruzione di 50 pozzi da dislocarsi nei luoghi più idonei della città. In seguito si decreterà che l'acqua potabile, prelevata dal fiume Brenta, sia venduta soltanto al minuto, con l'obbligo per gli acquaroli di versarne 100 burchi nei pozzi pubblici ogni anno e gratuitamente. Le previsioni per domani. Il Triveneto rimane ai margini tra le correnti umide atlantiche e il rinforzo di un campo anticiclonico. Giornata soleggiata su coste e pianure, seppur con nuvolosità che andrà aumentando nella seconda parte del giorno, specie sul Trentino Alto Adige e il Veneto centro-occidentale. Maggiori schiarite sul Friuli Venezia Giulia, temperature in calo nei valori minimi, venti tesi di bora, mare mosso. Una visita ad Abbazia Pisani e incontrare il luogo da dove è ricominciata la civiltà della Marca trevigiana, durante e soprattutto dopo le invasioni barbariche. Oggi questa è una frazione del comune di Villa del Conte, nel Padovano, e confina con San Martino di Lupari, antico confine del Muson, proprio con la signoria padovana. Ma è da sempre questa zona legata alla Marca, dalla sua presenza sin dai primordi tra i territori della diocesi di Treviso. Il campanile svetta sulla piana e il casone bianco richiama l'antica abbazia benedettina, sorta secondo alcuni sin dal 600 d.C., anche se la prima traccia certa è del 1085, quando i feudatari Capo San Piero e i Daonara donarono questa terra al nascente monastero. Come infatti racconta l'affresco dentro la parrocchiale, in realtà era uno scambio per l'opera di bonifica che i benedettini portarono a termine in una vasta area che andava fin quasi a Bassano e poi giù oltre il Campo San Piero, mentre verso Treviso raggiungeva e superava le sorgenti del Sile. Oggi la chiesa è dedicata a San Pietro e Santa Eufemia a raccontare la storia di questa potente abbazia. Testimonianze romaniche, come questa parte alta di portale identica al Duomo di Treviso, o ancora all'esterno della navata destra con le pietre che testimoniano la presenza della facciata di stile romanico coperta da quella settecentesca, richiamano il tempo dell'ora et labora. Ma è il pozzo giunto a noi che dà la sensazione del chiostro, che a sua volta, come descrive questo disegno, era racchiuso tra i broli e i magazzini del convento. Oggi forse il fronte del chiostro è questo bar, mentre il resto della potente abbazia si è dissolto nel tempo. A ricordarlo il nome della frazione, aggiunto però a Pisani, cognome del cardinale che fu commendatario nel XVI secolo. Due le curiosità legate a questo luogo. Sembra che proprio da questa abbazia sia partita la bonifica del territorio che prese il nome di Bassano, mentre la leggenda racconta che qui sia sepolto il sanguinario Ezzelino, visto che i Daromano un tempo erano i Daonara, gli stessi che donarono questa terra ai benedettini.